Eder. Mech. Pallister. Mi si strugge il cuore, guarda, pensare questo corpo che ha già sofferto molto, venire riesumato e portato a Milano è stato tremendo. Non posso immaginare che qualcuno gli abbia fatto del male. Io penso che si sia suicidata. Ma guarda, ho riflettuto molto su questo e da come a casa sono rimaste la fede, tutte le sue cose, i cellulari, sono segnali di suicidio. È difficile da accettare per un marito. E tu non ti sei accorto di niente, tipo che piangeva la notte prima, no? Di niente, vero? No. Assolutamente, era una donna felice, amava la vita. Questo piano piano nel tempo, credimi, troveremo fuori il perché di questo. Quindi verrà fuori perché si è uccisa, allora pensi che c'è un colpevole nel suicidio di Liliana, ovviamente Claudio, no? Questo non voglio parlare, perché purtroppo non c'è più Liliana, non potrà mai più rispondere, è solo dentro di me, la sento dentro di me. Non ci convince il fatto del vedovo addolorato, perché uno non fa quella sceneggiata soltanto perché ci sono le telecamere, mentre il giorno prima è in sauna in Austria e poi via dal cimitero va a fare il carnevale, a fotografare il carnevale. Noi non ci siamo venuti perché sembrava un film dell'horror, doveva essere una cosa fatta soltanto dagli inquirenti e dai nostri avvocati, invece è venuto fuori il mondo. E meno male che non siamo venuti, perché è stata una tragedia per noi, perché noi l'abbiamo voluto, abbiamo lottato per questo, ci siamo esposti pubblicamente, abbiamo fatto i sitting sotto la pioggia, abbiamo scritto pagine e pagine per avere questo risultato. Certo, in quella bara c'era una sorella, una zia, una cugina, una cognata, un'amica, ormai posso dire di tutti, perché tutti ci scrivono per darci solidarietà e di andare avanti. E a questo proposito, quando tornerà, perché lei tornerà a casa, tornerà in questo posto, noi chiederemo di farle una cerimonia privata, senza telecamere, perché lei era questo che voleva. E Sebastiano verrà pure? Ma il cimitero è aperto a tutti, però Sebastiano doveva venire al sitting con noi, doveva battersi con noi, non dire si è suicidata già il secondo giorno che era scomparsa, non andare a regalare le sue cose a destra e a sinistra, tanto Liliana non torna. Ma perché non torna? Tu sai cos'è successo allora? Potrebbe essere stato un incidente, una disgrazia, un qualche cosa, ma dici la verità. Poi è inutile che dopo 26 mesi al cimitero dici se Sergio sarebbe qui lo abbraccerei, e poi ieri pomeriggio fa una telefonata a Sergio e io ero in macchina con lui e vuole la riconciliazione, vuole tornare a essere uniti. Ma come si fa dopo che ci hai detto che siamo dei sciacalli, che ti abbiamo rubato tutto, che Sergio ha mantenuto, che Liliana aiutava tutti? Ma che cosa intendi per aiutare a tutti? E Sergio cosa ha risposto a Sebastiano? Sergio ha detto: perché non hai fatto niente per cercarla? Perché mi hai detto aspettiamo? Perché ti sei arrabbiato perché quando hai saputo che veniva chi l'ha visto per cercare una persona ancora viva? Ma come si fa a riconciliarsi con uno che ti ha detto, adesso gli ho detto in 4 parole, ma voi sapete benissimo gli insulti che abbiamo ricevuto, gli insulti che ha ricevuto la povera Laura dicendo che lui non la conosce, dopo che è stato a casa sua per anni e fa i film dove lui è al suo tavolo. Come fa a dire che io ero invidiosa di Liliana? Poi cambia versione e dice che è Liliana che era invidiosa di me. E si mettesse d'accordo. Noi sospettiamo che lui sa la verità e non vuole raccontare. Non è un comportamento da marito latte e miele, scusatemi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.